Questa firma tra la regione e Terna e per noi non ci va bene, non ci va bene per niente. A Volpago del Montello l'accordo per la realizzazione della stazione Terna non piace proprio. I cittadini riuniti in comitato stanno decidendo in queste ore il da farsi. Intanto il presidente della regione Luca Zaia risponde alle polemiche. Io capisco le istanze dei sindaci e semplicemente noi abbiamo fatto una considerazione. Se lasciavamo fuori Volpago da questo accordo finiva che le polemiche erano tutte riferite al fatto che Volpago non c'era. Quindi abbiamo deciso di mettere dentro Volpago interpretando intanto le istanze principali, che è quello che quella stazione non deve essere collegata all'Austria e alla trasversale veneta, che ci siano gli interramenti, infatti vengono fatti interramenti per 26 km di cavi e eliminati 51 km di linee elettriche esistenti. Ricordo che a Volpago si incrociano due grandi elettrodotti. Nell'accordo siglato con Terna, che ha portato buone notizie a veneziani e padovani come ai bellunesi per l'interramento di importanti linee, spiega il governatore, sono state recepite istanze importanti per il territorio di Volpago, impensabili fino a qualche tempo fa, a partire dal fatto che non vi saranno correlazioni con l'interconnessione Italia-Austria né con la trasversale in Veneto. Dopodiché, se il territorio ancora non considera sufficiente questo, è legittimo che faccia la sua battaglia, la regione di certo non ostacola nessuno.